prenderà cura di te. Cristo che parla di vita ed amore, prenderà cura di te. Ei, prenderà cura di te. Ei, prenderà cura di te. In Lui riposa, abbi in Lui fé. Egli avrà cura ogni or di te. In ogni prova, fratello, il Signore prenderà cura di te. Cristo che abita dentro al tuo cuore prenderà cura di te. Ei, prenderà cura di te. Ei, prenderà cura di te. In Lui riposa, abbi in Lui fé. Egli avrà cura ogni or di te. Fino alla morte, fratello, il Signore prenderà cura di te. Cristo Maestro e tu buon pastore prenderà cura di te. Ei, prenderà cura di te. Ei, prenderà cura di te. In Lui riposa, abbi in Lui fé. Egli avrà cura ogni or di te. Saluto a tutti nella pace del Signore. Mettiamoci in piedi, fratelli. Facciamo le nostre preghiere stamattina, ringraziando Dio di questa opportunità, questo privilegio di poter essere qui nella sua presenza, in comunione, in consacrazione, perché sappiamo che il Signore ci vede, Lui ci vede nel più occulto che esista. Lui ci vede. Preghiamo per ognuno di noi stamattina. Preghiamo per la nostra mente, preghiamo per i nostri cuori. Chiediamo allo Spirito Santo di fare una pulizia, di prendere la spugna con suo sangue e pulire la mente, il cuore. L'anima è già lavata, ma tutti i giorni dobbiamo rinnovare la nostra mente e i nostri cuori nel sangue del Signore, perché sia purificato. Purificato non vuol dire che non serva, ma è come la giornata. Ci laviamo la mattina, passiamo la giornata fuori, quando torniamo abbiamo preso dalla strada la polvere, abbiamo preso tante cose, no? E allora si pulisce per dormire. Che così sia la preghiera nella nostra vita, una richiesta costante allo Spirito Santo che ci lavori in noi, che possa Lui pulire la nostra mente di ogni pensiero, di ogni tristezza, i nostri cuori, di ogni radice, che Lui possa togliere ogni radice di amarezza, di preoccupazione, di inquietudine. Preghiamo. Padre Santo, nel nome di Gesù siamo qua stamattina e vogliamo consacrare questo digiuno a Te, Signore. Questa mattina di preghiera, di risveglio spirituale, di ricerca alla Tua presenza. Signore, grazie di questa opportunità, grazie del privilegio che ci dai di poter essere qui insieme lodando il Tuo nome. Ti prego, Signore, che continua ad essere con noi, al nostro fianco, in noi, lavorando, Signore, in ciò che noi non possiamo, nelle nostre difficoltà, in noi stessi, Signore, perché siamo deboli.
siamo uomini, donne, Signore, falibili, ma ti preghiamo di aver misericordia di noi, Signore. Interviene in noi, pulisce i nostri cuori, la nostra mente, perché possiamo avere un pensiero gradevole a te, che possiamo avere un cuore puro, pulisce le nostre mani di ogni iniquità, di ogni azione che abbiamo fatto, Signore, che ti dispiace. Signore, ti prego, Signore, di perdonarci, perché veramente, Signore, noi siamo falibili, noi pecchiamo, peccatori siamo, Signore, ma abbiamo bisogno della tua misericordia. Stamattina, Signore, vieni al nostro incontro, oh amato della mia anima. Vieni al nostro incontro, come dice la parola, io sono del mio amato, e il mio amato è mio. Tu sei l'amante della mia anima, Signore. Tu mi ami, tu ci ami, e così, Signore, ti prego che per tuo amore, per causa del tuo amore, Signore, tu possa risparmiarci, Signore, di ogni cosa, che tu possa, Signore, proteggere il nostro ingresso, la nostra uscita, che tu possa essere con noi nell'aprire e nel chiudere della nostra bocca. Oh Signore, che possiamo essere uomini, donne di fede, Signore, che possiamo essere tuoi discepoli, Signore, che possiamo amarci uni agli altri, Signore, che il tuo perdono sia, Signore, in azione nella nostra vita, che possiamo sentire liberazione dei nostri peccati, che possiamo sentire libertà, Signore, nello Spirito Santo. Oh Padre, nel nome di Gesù, ti prego di mandare via ogni religiosità, ma che veramente sia una vita di adorazione a te, che in noi ci sia un vivere in adorazione. Ti prego, Signore, cibaci con il tuo cibo, con il tuo alimento, con il tuo sostegno, sazia la nostra anima, Signore, della tua presenza, che possiamo sentire la tua presenza, Signore, che possiamo sentire la tua presenza come un vento, come dice la tua parola, un vento impetuoso, che possiamo sentire la tua presenza come la brezza, Signore, che è entrata dentro la caverna di Elia, che così sia stamattina, che possiamo sentire la tua presenza come Mosè ha visto il cespuglio che ardeva, ma non si consumava. Adabra Shereminavia Subria, che possiamo sentire la tua presenza come Abramo, Signore, che è stato chiamato fuori e tu l'hai detto, guarda in cielo. Signore, che possiamo sentire la tua presenza in guardare in cielo, che possiamo sentire la tua presenza, Signore, in vedere le stelle. Sì, Signore, le tue meraviglie, Signore, dimostrano la tua presenza. Le tue meraviglie dimostrano la tua presenza, Signore. Che siano evidenti le tue meraviglie fra di noi. Oh, Signore, aiutaci in ogni cosa, benedice questa congregazione, questo settore ecclesiastico, i miei fratelli che cooperano, Signore, con la leadership di questa opera, tutta la leadership, Signore, che si riunisce stamattina in preghiera, in digiuno, in un solo pensiero, in un solo spirito. Continua con noi, Signore, benedice ogni base missionaria, benedice ogni famiglia. Signore, ti prego per quelli che saranno battezzati, Signore, che loro possano avere la certezza, la convinzione della loro fede. Nel nome di Gesù nostro Signore, ti lodiamo, Signore. Amen e amen. Gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli. Io vorrei invitare la Nemesis, la Paola, la Elisa e la Priscilla, perché possano cantare 2 cantici insieme del libretto.
Vieni qua. Avete da suggerire? Dai. No. C'è 372 che è anche il nostro. E quello credo alle promesse. Salutiamo a tutti con la pace del Signore. Lodiamo quel numero 371. Credo alle promesse che il Signore ci fa, verità che niuna mai fallir non può. Gloria all'Altissimo che l'uomo amò. Credo alle promesse del Signore. Credo in Gesù mio Salvatore, sì, io credo. Io credo alle promesse del Signore. Sol per la sua grazia riscattato son, o per la sua morte vita eterna in don. Tutti i miei peccati cancellati or son. Credo alle promesse del Signore. Credo in Gesù mio Salvatore, sì, io credo. Io credo alle promesse del Signore. Credo alla parola di Gesù mio Re, ancora sicura che al mio cuore dà fé. Quando la tempesta rugge intorno a me, credo alle promesse del Signore. Credo in Gesù mio Salvatore, sì, io credo. Io credo alle promesse del Signore. Oh care promesse che il Signor ci fa, de tu non temere che io son con te. No, io non ti lascio, abbi fede in me. Credo alle promesse del Signore. Credo in Gesù mio Salvatore, sì, io credo. Io credo alle promesse del Signore. Gloria a Gesù. Lodiamo quel numero 273. Due, sette, tre. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede e speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede e speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi,
abbiamo lo zelo dell'Evangelo, or combattiamo, avanti andiamo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede di speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, con inni canti, vogliamo lodare e ringraziare il Creatore con tutto il cuore, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede di speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Amen. Io vorrei invitare il nostro diacono Wallace che ci lasci una parola stamattina. Nei nomi santi. Io saluto la Chiesa con la pace di Dio, amém? Volevo lasciare un versito per la meditazione della Chiesa. Salmo 138. Amém? Abbiamo trovato, chi ha trovato dice amém. Salmo 138. Sì. Io ti celebrerò con tutto il mio cuore, davanti agli dei canterò le tue lodi, adorerò rivolto al suo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua benignità e per la tua verità, perché tu hai esaltato la tua parola a di sopra della tua fama. Nei giorni in cui ti ho invocato, tu mi hai risposto, tu mi hai reso audace, mettendo forza nella mia anima. Tu, il Re della terra, ti celebriamo, ó Eterno, quando udremo le parole della tua bocca. Canteremo nelle vie dell'Eterno, perché grande è la gloria dell'Eterno. Anche se l'Eterno è scelso, e egli riguardò degli umili, ma il soberbo lo conosce da lontano. Anche se cammino in mezzo all'avversità, tu mi conserverai in vita. Tu estenderai la mano contro la ira dei miei nemici, e la tua destra mi salverà. E l'Eterno compirà la opera su in me, e l'Eterno, la tua benignità dura per sempre. Non abbandonare la opera delle tue mani. Amém? É com este versículo que volevo lasciare la Chiesa. Passo a parola ai pastori. Una riflessione? O pastore ha detto per lasciare una riflessione. 10 minuti? Mamma mia. Cosa possiamo dire di questi versetti, fratelli? Io ho appena scelto questi versetti. Oggi qua in questa mattina siamo qua per lodare a Dio, è vero? Siamo in consacrazione per le nostre anime, per essere insieme ai fratelli. Dobbiamo celebrare il Dio con tutto il cuore. Davanti a Lui dobbiamo lodare. Dobbiamo lodare com o cuore gioioso, com o cuore
questo che abbiamo qua in questa mattina. Abbiamo svegliato questa mattina non per adorare un Dio fitto, ma un Dio che salva e che vive e reina per sempre. Amen? Nel giorno in cui abbiamo invocato Dio, e Dio ha risposto a noi. Quante volte noi invochiamo a Dio, chiediamo, a volte Lui non risponde da subito, ma dopo un po' Dio manda qualcuno o risponde a noi stesso. Amém? Quem já ha passato per questo? Amém? Io credo che tutti, no? Dio sempre ha una risposta per quello che cerca Lui. È vero o no? Amém? Possiamo dire amém? Aleluia. E eterno cumprirá la opera que há em nós, que há em vós. E o eterno sempre cumpre quello che Lui ha promesso. Amém? È quello che volevo lasciare. Amém, pastore? Ecco, noi siamo stamattina anche in diretta e vogliamo salutare i nostri fratelli che ci vedono e dire che sempre la prima domenica del mese noi abbiamo questa mattina di consacrazione. È un digiuno collettivo della Chiesa che abbiamo iniziato solo con la leadership oggi, ma che ogni mese i fratelli della Chiesa che possano venire saranno benvenuti con noi, è vero o no? E possano aggiungersi a noi in questa preghiera. Dopo alle 10:30 sarà il culto, nostro culto, ok? Io vorrei anche dire alla Chiesa, ai fratelli che ci vedono, che sono qui presenti, della mia gioia di essere qui in questa mattina di consacrazione, di digiuno, di preghiera. Quando il testo del Salmo 138 dice lode per l'adempimento delle promesse, e mi fa ricordare che aveva una donna sterile. In 2 Samuele la parola dice che in 1 Samuele, scusate, dice che c'era una donna sterile. 1 Samuele capitolo 1 dice: c'era un uomo di Ramataim Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Jeroam, figlio di Eliù, figlio di Tou, figlio di Suf, efraimita. Aveva 2 mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Penina. Penina aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Questo uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i 2 figli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Penina sua moglie e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti, ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, perché il Signore l'avesse fatta sterile. Quindi qui nel testo parla non di un uomo incredulo, ma parla di un uomo credente della tribù di Israele, e della tribù lui era efraimita, di Israele lui era efraimita, della tribù di Efraim, che era la metà della tribù di Giuseppe. La tribù di Giuseppe è diventata la tribù di Manassè e di Efraim. E questo uomo era della tribù di Efraim. È interessante che Efraim aveva una promessa. Lui era discendente di Efraim, ma la promessa passa di generazione in
generazione. Quello che noi stiamo facendo oggi qua, la preghiera, e quello che il Signore parla con noi, non rimane solo a noi. Alleluia. Non rimane solo alla nostra vita, ma passa di una generazione all'altra, e quell'altra generazione vive o raccoglie, possiamo dire, ciò che nemmeno ha seminato. Chi ha già raccolto qualcosa che non ha seminato? A casa di Ana Maria c'è un pomodoro che è venuto da solo, che lei non ha seminato. È nato, è cresciuto, e ieri abbiamo mangiato i pomodori che quel pomodoro ha fatto. Non abbiamo seminato, ma abbiamo annaffiato. Nem sempre quello che noi abbiamo raccolto è frutto di ciò che noi abbiamo seminato, ma certamente sarà il frutto che noi abbiamo annaffiato, faticato. Perché un pianta, un altro annaffia, ma Dio fa crescere. Quindi Elcana era lì, lui aveva quella condizione, lui aveva 2 mogli, magari uno dice, ma come mai aveva 2 mogli? Perché nella legge lui poteva avere, perché la sua moglie era sterile. E quindi, per via della situazione della sterilità della sua moglie, lui si è preso un'altra, e quell'altra ha generato figli e figlie. Ma lui amava chi? Anna, perché si è sposato per amore con Anna. Invece Penina era per mantenere la discendenza. Ma il Signore, che è fedele, e lui non era un semplice Eucana, lui era efraimita. Sapete cosa voglio dirvi stamattina? Che tu non sei un semplice Victor, Raymond, Jonathan, Nemesis, no. Noi non abbiamo solo il nostro nome, perché noi fossimo qua oggi, Dio ha fatto una promessa ieri a qualcuno. Perché noi fossimo qua oggi, Dio ha parlato, ha liberato una parola, e quella parola ci ha fatto esistere, quella parola ci ha liberato, quella parola ci ha salvato, quella parola ci ha trasformati. Per questo siamo qui stamattina. Una parola di Dio liberata nella vita di Efraim ha benedetto Elcana. Perché? Perché il primogenito non era Efraim, era Manassè. E quando Manassè è nato, Giuseppe ha messo o suo nome Manassè, dicendo, perché il Signore mi esaltou nel posto della mia vergogna. Nel luogo di vergogna il Signore mi esaltou. Quando è nato Efraim, lui ha detto, lui si chiamerà Efraim, perché il Signore mi ha benedetto. Quindi Giuseppe ha dichiarato la benedizione del Signore nella sua vita, nella vita della sua discendenza. Una parola di Giuseppe, ma non era Giuseppe. Chi era parlando tramite Giuseppe? Il Signore. E quella parola che Dio ha liberato nel passato, quella parola che il Signore ha liberato nel principio, si è compiuta nella vita di Giuseppe, di Elcana, perché sua moglie era sterile, ma non è rimasta sterile. Lei pregò, è vero, ma non esiste, fratelli, una preghiera che cammini contro la volontà di Dio. Non esiste.
Perché ci sono cose che noi preghiamo, Dio fa? No, perché non è la sua volontà. Noi chiamiamo in Brasile preghiera contraria. È contraria alla volontà di Dio, non è la volontà di Dio. Però se è pari alla sua volontà, allora quella preghiera può muovere il cuore di Dio e Dio stabilire quel momento per benedire e dire: ecco, io voglio benedire oggi. È stato così nella vita di Anna. Lei pregò, ma la sua volontà, il suo desiderio era pari alla volontà di Dio e il Signore in quel giorno l'ha benedetta. Se questa preghiera che abbiamo fatto oggi cammina pari con la volontà di Dio, come il sacerdote Eli, io vi dico: vattene in pace e che il Dio di Israele conceda la tua petizione. Ricevete questa parola? Se la tua preghiera è lineare alla volontà di Dio, lui poteva dire: vai in pace, sorella, che Dio ti benedica. No, no. Lui ha detto che il Dio di Israele, perché il Cana era uno israelita. E lui riconosceva che era uno israelita come? Venendo al tempio, sacrificando, portando o sacrifício, offerta al Signore. Io vedo mio fratello lì, e lui è stato il primo credente della nostra famiglia, perché la nostra vicina di casa ha chiesto alla mia mamma di portarlo per presentarlo in chiesa. E lui è stato presentato in chiesa. Tutti noi siamo stati raggiunti dal Signore, ma la porta il Signore ha aperto lì. E a volte lo vedo così, mi preoccupo, ma allo stesso momento compreendo che il Dio di Israele è lo stesso e che farà la sterile produrre figli, e non solo figli e figlie. Quindi dove c'è sterilità spirituale dentro la tua casa, il Signore toglierà, perché tu cammini pari alla volontà di Dio. E quando noi camminiamo pari alla volontà di Dio, noi dobbiamo credere alla parola che Dio ha liberato su di noi. Credi in Lui, sarai salvato tu e la tua casa. Dai a Shereminavi a Subria. Quando noi camminiamo pari alla volontà del Signore, il cielo è pronto per agire, è pronto per fare, è pronto per provvedere, è pronto per aprire, è pronto per mandare, è pronto per sorprendere. Quale sorpresa tu vuoi? Louvi, elerighi come Assuria. Quale sorpresa tu aspetti? Chi tu aspetti? Ha un nome questa sorpresa. A lei va surghi nebbia fascia. Dobbiamo credere, fratelli, alla parola che il Signore ci ha data. Lui non ci ha dato una parola semplicemente come qualcuno, Lui ha dato una parola come Signore. Alleluia. La parola dice:
la parola dice che Giacobbe ha benedetto i suoi figli. E lui ha detto: Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia fossa, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in fossa. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preeminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito. Simeone e Levi sono fratelli, le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini, nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai tori. Maledetta la loro ira, perché è stata violenta, e il loro furore, perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperserò in Israele. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone, tu risali dalla preda. Figlio mio, ele si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Ruben, Simeone e Levi, tutti e tre non camminarono pari alla volontà del padre, ma Giuda sì. E Giuda chi era nella posizione? Il quarto, non era il primo. Ma perché quei tre hanno sbagliato, hanno perso la precedenza, e il Signore ha benedetto Giuda e ha liberato una parola a Giuda. Fratelli, è vero che noi non siamo di una famiglia così come loro, ma per fede siamo figli di Abramo. È il nostro padre nella fede. Abramo generò Isacco. Isacco generò Israele. Quindi noi abbiamo una promessa. E questa promessa è che verrà colui al quale noi apparteniamo. Verrà. In cui ubbidiranno i popoli. I popoli lo ubbidiranno. Ubbidire la volontà di Dio. Noi siamo stranieri in questo paese e noi vediamo la situazione come è difficile per noi. Ma Dio parla. Dio parla al nostro beneficio. Perché la parola dice che i popoli udiranno. È vero o no? E quando il Signore parla e dice: io voglio che tu benedica. E noi siamo benedetti. Perché il Signore dà ordini. Come quell'uomo sacerdote, ele ha guardato Anna e ha visto lei come ubriaca. Ma l'ha presa come ubriaca, ma lei continuò umile. E lui non ha potuto rimanere con la bocca chiusa. Ha dovuto benedirla. Se noi camminiamo, fratelli, nell'umiltà, la promessa fatta nel passato, la parola liberata nel passato, ci raggiungerà. C'è una canzone che dice che noi non correremo dietro la benedizione, è la benedizione che correrà dietro noi. La benedizione correrà dietro noi se noi siamo sulla strada del Signore, perché la benedizione conosce la strada del Signore.
Se noi siamo sulla strada, non avremo bisogno di correre dietro a nessuna benedizione, ma la benedizione del Signore ci raggiungerà. Amen? È questa parola che vorrei lasciare, perché il testo del Salmo 138 dice che il salmista loda per le promesse compiute. Io non so se questa mattina tu lodi per le promesse compiute. Magari tu stai chiedendo qualcosa che sarà compiuto. Ma loda oggi perché tu sei una promessa compiuta. Noi siamo una promessa compiuta. Amen? Mettiamoci in piedi e facciamo una preghiera ringraziando il Signore per questa mattina e consegnando, no? Questa mattina di digiuno, di preghiera alla presenza del Signore. Amen? Gloria al Signore. Vorrei invitare il nostro fratello Michel per fare questa preghiera. Pace a tutti. Pregamos, Signore, ti ringraziamo, Dio, per questo giorno, Signore, per l'opportunità che ci hai dato, Dio, di poter essere qua. E insieme, Signore, davanti alla tua presenza, Signore, e con un cuore aperto a ascoltare la tua parola, Signore, che tu vai a parlare alla nostra vita, Dio. Ti ringraziamo, Dio, perché oggi se siamo qua, Dio, è perché tu sei fedele, Dio, e noi siamo, nella nostra vita si è compiuto, Dio, la promessa, Dio, che tu hai fatto, Dio, Signore, e che tu farai, Signore, la nostra vita. Ti ringraziamo per questo giorno, Signore, per tutto ciò che hai fatto, per tutto ciò che farai, Signore, e ti ringraziamo, Signore Gesù. La verità è che non c'è tante parole, Dio, per poter espressare tutto ciò che hai fatto, Dio. Solo ti possiamo dire, Dio, grazie per la tua misericordia, per la tua grazia, Signore, e per l'opportunità, Dio, di poter ascoltare la tua voce e obbedire la tua voce, Signore Gesù. Amen. Allora, a quelli che ci vedono su internet, noi vi salutiamo, ci vediamo fra qualche minuto. Alle 10:30 si inizia il culto di adorazione al Signore. Amen? Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi per sempre. Amen. Grazie a tutti che sono venuti.